Io credo che dobbiamo ridare fiducia e crescita all'Italia, al Veneto e a tutti noi. Questo io credo sia il primo aspetto. Collegato a questo chiaramente riguarda il costo del lavoro e la tassazione, che qui tutte le nostre imprese artigiane, le piccole imprese del mondo agricolo, i commercianti e tutto il tessuto socio-economico ci chiedono una minor tassazione. Io credo che questo sia il secondo aspetto. Nel nostro programma del centrodestra con la flat tax noi avevamo dato un'indicazione ben precisa rispetto a questo. L'altra considerazione altrettanto importante riguarda la sicurezza, dalla certezza della pena a tutti i problemi legati alla microcriminalità e all'immigrazione. Credo che questi siano i grandi temi che i cittadini girando per il territorio ci hanno chiesto, ma l'altro aspetto fondamentale è di dire attenzione, dateci attenzione, ascoltateci rispetto anche ai problemi di tutti i giorni, dalle politiche sulla salute, quindi dalla sanità, alle politiche sociali, alle politiche di salvaguardia, ad esempio nei colli, al rilancio delle terme. Abbiamo le terme più belle e più importanti d'Europa, cioè quindi anche i temi territoriali hanno il loro peso.